Parla tifoso dell'Azzurra. È un piacere darti il bentornato sul nostro canale di notizie, dove ti portiamo le ultime informazioni sul nostro amato club. Oggi abbiamo una storia emozionante che coinvolge un giocatore molto speciale per i tifoso napoletano. Premi già il pulsante mi piace se ami il Napoli con il cuore. Dries Mertens, o come lo chiamiamo affettuosamente, Ciro. Prima di iniziare, non dimenticare di mettere mi piace al video e di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutte le novità. Andiamo! Dries Mertens non è solo il più grande marcatore nella storia del Napoli, ma ha significato molto di più per i napoletani. Il belga ha instaurato un bellissimo rapporto con i tifosi, al punto che è stato affettuosamente ribattezzato Ciro. Nonostante sia lontano, Mertens continua a seguire e mostrare affetto per le imprese dei suoi ex compagni, intervenendo spesso in messaggi sui social per sottolineare il suo amore per la maglia del Napoli. Nell'ultima partita, Giovanni Di Lorenzo ha segnato un gol incredibile contro l'Inter, lasciando di stucco Onana. Dopo il gol, Di Lorenzo ha commentato: "Bella vittoria ed è bellissimo segnare contro Maradona. Forza Napoli sempre!" Tra i commenti è spuntato quello di Dries Mertens: "Ti ho insegnato bene." La risposta di Di Lorenzo è stata prontamente data: quei gol sono Fabian Ruiz." Questa interazione tra Mertens e Di Lorenzo è stata commentata da tanti tifosi del Napoli, a cui manca il belga. Il commento più gettonato è stato: "Ciro, ci manchi." Un messaggio diffuso tra i tifosi azzurri che hanno ancora Mertens nel cuore. Questa storia ci mostra quanto Dries Mertens sia amato e ricordato dai tifosi del Napoli. Il suo contributo come giocatore, la sua personalità accattivante e il suo legame speciale con i tifosi hanno creato un legame unico. Anche da lontano, Mertens continua a mostrare il suo sostegno e il suo affetto per il club e per i giocatori che oggi vestono la maglia azzurra. La nostalgia per Mertens è condivisa da molti di noi tifosi. La sua eredità e i suoi ricordi vivono nei nostri cuori. Continueremo a seguire le notizie e speriamo che un giorno Mertens possa tornare a vestire la maglia del Napoli. Grazie per averci guardato e per essere parte di questa folla incredibile. Al prossimo! E tu tifoso napoletano? Ti manca anche Dries Mertens, Ciro? Condividi i tuoi ricordi e i tuoi momenti preferiti con il belga nei commenti. Riviviamo insieme le emozioni che ci ha regalato durante la sua permanenza al Napoli. Lascia il tuo messaggio e festeggiamo la grandezza di un giocatore che rimarrà per sempre nella nostra storia. Forza Napoli sempre!